Che il concorso è in gemellaggio con altri due concorsi, Miss Drag Queen Friuli Venezia Giulia e Miss Trentino Alto Adige Sud Tirol. Poi presenteremo tutte le rappresentanze. Il Miss Drag Queen Trentino Alto Adige Sud Tirol è stato già scorso, la vincitrice appunto è la nostra Pink Logan. E invece il Miss Drag Queen Trieste, vabbè, Friuli Venezia Giulia, sì. Ho fatto un po' di confusione! Sono proprio bionda, scusate per le bionde ma è vero, Grazie Regina! Il Friuli Venezia Giulia ci sarà domenica 15 a Trieste, che io conosco benissimo, meravigliosa Trieste, ci sarà appunto e noi andremo a fare la giuria. La giuria critica al posto della Ciana e quindi staremo seduti. Allora, e poi un ringraziamento alle concorrenti di quest'anno saranno nell'ordine Lady Diamond, Lady Spectra, Amanda Rivalova, Lucy, Passione, Bionda e il ritiro spirituale Stelly Kevis. E qui Stelly Kevis. E qua Federico vieni, grazie. Ecco la nostra ritirata spiritualmente. La nostra ritirata spiritualmente non ce l'ha fatta. Non è perché non voleva partecipare, anzi no. L'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, ha vinto il premio della critica, ma ha avuto un piccolo problemino di salute, quindi adesso sta bene, però ovviamente il nostro lavoro non vuol dire svegliarsi la mattina e fare la drag queen, è un lavoro di anni, di lavoro, di studio, del trucco, parrucco, gioielli, qualsiasi cosa, anche le scarpe se porto le ballerine, però non importa. Quindi Federico questa sera non ce l'ha fatta, noi l'aspettiamo l'anno prossimo. È morta! Certo. L'ho ucciso io! Di questa sera nei vesti, nei panni appunto, nei suoi veri panni di Federico, perché non poteva appunto vestirsi. Io farei ancora un applauso alla Senichelli. Grazie mille tesoro, ti voglio bene. Le mie labbra! E quest'anno, come ho detto prima in radio, visto che non ci bastava una giuria, no, quest'anno ne vogliamo due. Due giurie. L'anno prossimo chissà, anche tre. A gestire io spero che scusami Riccardo. No. Scusami Cataldo, io spero che l'anno prossimo vorrei stare anch'io in giuria. Quindi io questo è un invito che faccio a Regina, non un invito, non è un invito, è una mia... Una speranza. Ecco, siccome mi faccio vecchia, no? Gli anni passano, mi faccio più grassa, la fatica aumenta, non posso stare con l'estetica medica ogni anno. Io andrò sempre, però voglio dire, quindi io spero di vincere come organizzatrice, perché alla fine gli organizzatori non vincono nulla. Però come organizzatrice è una soddisfazione dopo 6 anni di organizzazione, quindi io spero di vincere, e se vinco la nazionale come organizzatore stringiamo. Lascio il posto agli altri. Molto bene, perché ci sono tante drag queen. Allora, è una promessa. È una promessa. Stringi. Sì, stringo Regina. Aspetta che dobbiamo presentare la giuria. Allora, a gestire, a contare i voti quest'anno Mi Spingi! La mia Mi Spingi! Una figlia! Io lo voglio dire davanti a tutti loro perché sono grandi. Di solito tra noi drag queen si dice le figlie, le zie, le mamme, le nonne. Per me Mi Spinge è una figlia, è nata con il Cabaret Queen tanti anni fa. Tanti. Quanti anni sono Mi Spingi? Me la ricordo ancora con il gesso. In fasce. La sedia a rotelle, il gesso che faceva la mia spalla. Adesso è qui la nostra Mi Spingi favolosa e meravigliosa. Allora, presentiamo velocemente la prima giuria, quella tecnica. Voi lo conoscete, l'avete già visto in radio, è uno dei più grandi performer e organizzatori di eventi, nonché inventore di numerosi concorsi per drag queen anche durante il Carnevale di Venezia. E con noi il Principe Maurice! Il nostro Principe Maurice! Sono stata la sua prima vincitrice di miglior performance nel 2007, giusto? Lei è una stilista di moda, pittrice e scrittrice
un'attrice, i suoi libri l'hanno resa famosa nel mondo LGBT, anche e soprattutto per le sue battaglie a sostegno della libertà di sesso e di genere. Bucci Solbelza! Grazie Bucci! Favolosa! Molto La bene. mia mamma è meravigliosa, la mia mamma, no? Perché quando metto le parrucche cotonate sembra mia mamma, però avrei voluto anche una seconda mamma come la Bucci. C'è la regina Miami dietro che si sta squagliando. E non la sbagliare, allora gli capisce un po', no? La prossima è stata, pensate, a 17 anni Miss Veneto. È No. stata no, Miss normale, non drag queen. Miss Veneto è stata fotomodella, indossatrice e oggi ha un'agenzia di moda tutta sua e cura la regia per sfilate di moda ed eventi. Amy Lazzari! Grazie Andy di essere qui questa sera con noi. E poi dal Brasile dove ha vinto tutti i concorsi possibili e Tutti, immaginabili. tutti quelli che ci possono essere. In Italia ha vinto Miss Trans Liguria 2000 Stephanie Simpson! Grazie Stephanie! È uno dei più grandi make-up artist di fama internazionale, fondatore dell'azienda di make-up che porta il suo nome, Nico Baggio! Grazie mille di essere qui questa sera, Nico. E quest'anno chi c'è? Chi c'è a presidente della giuria? Chi c'è quest'anno a presidente la presidentessa? Lei! Ormai la conoscete tutti, conoscete riccio per riccio della sua parrucca. Conoscete tutte le tonalità di blu della sua parrucca, dal celeste, dal turchese, dall'azzurro carta da zucchero, tutti gli azzurri che ci possono essere nella cartella colori. E lei, la nostra Regina Miami! Avevi detto fretta, Regina! Regina Ciao! Abbassa! Abbassa! Ciao! Hola! Ora meno processione, ciao! Mamma che palle là dietro! Un po' più di? Un po' più di Luan! Ciao! Olè, fate anche un saltino magari. Se l'anno prossimo c'è quella isterica io non vengo, te l'ho già detto. Sono 2 ore che urla. Calmati, fai una fine come tutti, tranquilli. Ciao, sono Regina Miami e non bevo da un mese insieme. Ciao Regina Miami. Falsa. Ciao, è veramente figo essere qua. Allora, sei felice di essere qua, Regina? Stavo dicendo, cretina. Vai a Gardaland! Magari se la smettiamo e facciamo una cosa. Invitiamo cani e porci ogni volta, cioè così. Dai, Un pochino più ufficiale. Dai, che poi ci sgridano, No, che già non si possono dire parole, non possiamo dire bravo, parolacce. bravo. Non possiamo dire niente nel 2012. Quindi, Nel 2012. allora, io sono veramente felicissimo di essere qui questa sera per l'ennesimo anno. Tanto sarò qui anche venerdì prossimo con la serata Mamma Mia. E sono orgoglione di quello che sta capitando qui in Veneto.